La morte di Alex Marangoni, vigili del fuoco questa mattina all'abbazia di Vidor dai droni, nessuna risposta, e domani alle 10 a Marconi funerali del barista 25enne. Questa sera la fiaccolata per ricordare Alex. La Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Regione, ma all'orizzonte ci sono nuovi problemi come il taglio di 85 milioni ai comuni veneti deciso dal governo per i prossimi 5 anni. All'interno degli asili nido comunali di Venezia si superano i 30 gradi, una situazione che non fa bene ai bimbi e a chi ci lavora, alla denuncia della consigliera Monica Sambo. All'indomani della proposta del consigliere comunale di opposizione Martini sull'utilizzo di pistole ad acqua contro i turisti a Venezia insorge il sindaco Brugnaro, mentre altri consiglieri prendono le distanze. Spiagge sicure, operazione della polizia locale di Jesolo contro l'abusivismo al mare, 12 multe per massaggi sotto l'ombrellone, emessi anche 7 DASPO. Il punto sull'anno scolastico appena concluso con il direttore dell'ufficio regionale Bussetti, che affronta anche il caso del liceo Foscarini, divenuto nazionale per la protesta di 3 studentesse che hanno fatto scena muta all'orale di maturità. Completata la giuria del concorso principale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, tra i giurati il premio Oscar Giuseppe Tornatore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano le indagini sulla morte di Alex Marangon, il barista di Marcon trovato cadavere nel Piave. Questa mattina nuovo sopralluogo sulla scarpata dell'abbazia di Vidor dove sarebbe avvenuta la morte del giovane, ma nemmeno i droni hanno fatto chiarezza, resta il mistero. Nemmeno i droni di ultima generazione alzati in cielo a metà mattina sono riusciti a notare e cogliere tracce del possibile passaggio di Alex lungo i 15 metri della scarpata tra il terrazzamento di pietra dell'abbazia di Vidor e le acque del Piave. Nessun ramo rotto, nessuna traccia eloquente su arbusti e cespugli, nemmeno l'eventuale arma del delitto, visto che il fascicolo aperto in procura resta per omicidio volontario. Un sopralluogo meticoloso durato circa 4 ore, una vera e propria mobilitazione. Sono le 9:30 del mattino e qui davanti all'abbazia di Vidor stanno confluendo uomini e mezzi, i carabinieri e i vigili del fuoco innanzitutto. Ad aprire i cancelli dell'abbazia alla colonna di veicoli che si snoda tra i campi è lo stesso Conte da Sacco, proprietario della struttura, il primo a lanciare l'allarme all'alba di domenica 30 giugno quando Alex non si trovava. Oltre ai piloti di droni, a entrare in azione sono stati anche gli operatori del nucleo speleo-fluviale, circa una decina tra chi si è calato con le corde lungo i dirupi e chi ha perlustrato a terra le rive. Niente, nessun segno di una possibile traiettoria fatale, di un rotolamento o scivolamento. Restano aperti quindi tutti gli interrogativi sugli ultimi istanti di vita del 25enne di Marcon, compreso il volo dalla terrazza. Chi conosce la zona racconta di un luogo noto, soprattutto in passato, per i tuffi. Da fuori si saltava anche i muri dell'abbazia, si buttava. Quindi quella zona era nota per i tuffi, quindi si può accedere al Piave direttamente con un salto? Sì. Anche quest'anno ho visto ragazzi buttarsi. No, l'altro anno, sì, parecchi. C'era anche una fune, questi andavano con la fune e poi si mollavano. E anche incidenti abbastanza gravi. Anche l'ipotesi del volo da sola però dice poco o nulla. La convinzione dei familiari, già espressa più volte, è che Alex sia stato rincorso magari dopo aver visto qualcosa che non doveva vedere. Insomma, una caduta non accidentale, come peraltro indicato dall'autopsia, esame che ha convinto la procura stessa a procedere per omicidio senza abbandonare però nessuna pista. Di manovra investigativa in corso parlano gli inquirenti anche relativamente all'audizione dei partecipanti al rituale su cui c'è il massimo riservo. L'acqua del Piave intanto continua a scorrere con forza e ne aveva molta di più 2 settimane fa al momento della scomparsa del giovane, poi ritrovato 6-7 chilometri più a valle, ma per quanto scorra il Piave continua a trattenere il mistero della morte di Alex. Ed intanto Marcon si prepara a dare l'ultimo saluto al giovane che avverrà domani mattina nella chiesa parrocchiale del paese. Vestitevi colorati, l'invito fatto nei giorni scorsi dai familiari di Alex Marangon. Il 25enne intanto sarà ricordato anche questa sera con una fiaccolata a partire dalle 21:30 lungo la via principale del paese. Verità per Alex, il titolo scelto da amici e conoscenti.
La Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Regione, ma all'orizzonte ci sono nuovi problemi come il taglio di 85 milioni ai comuni veneti deciso dal governo per i prossimi 5 anni. In nome del popolo italiano, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2023. Dal punto di vista economico e finanziario è una regione in ottima salute, ha disponibilità economiche che non hanno altre regioni, ha difficoltà come tutte le altre regioni, come tutto il paese sostanzialmente. A Venezia la Corte dei Conti ha verificato il rendiconto finanziario del 2023 della Regione, presente Luca Zaia e i diversi esponenti della Giunta. Un risultato economico di 87 milioni di euro, un patrimonio netto di 2.759 milioni e una situazione patrimoniale di 10.588 milioni. Ma dove girano tanti soldi arrivano anche tanti appetiti, ha aggiunto il procuratore regionale Ugo Montella, che tra poco sarà trasferito in Abruzzo. Appetiti di criminalità organizzata. Noi abbiamo visto una esplosione delle truffe, soprattutto nell'ambito dei bonus vari, nell'ambito del PNRR, quindi truffe strutturate, non il piccolo truffatore, ma parliamo di truffe milionarie dove le indagini diventano complesse e questo è un percorso da attenzionare. Alla Corte dei Conti si parla anche di opere viarie per le Olimpiadi e di consumo del suolo, ma preoccupano anche i nuovi problemi all'orizzonte, a partire da quel taglio di 85 milioni di euro in 5 anni deciso dal governo agli oltre 500 comuni del Veneto. Cercheremo di capire poi alla fine se accadrà questo. Intanto c'è questo annuncio, dopodiché dagli annunci arrivare proprio alla fase esecutiva abbiamo capito che in questo paese gli annunci servono anche per iniziare un dibattito. Poi non sono io a seguire questa partita, è una partita nazionale e leggo anch'io notizie rispetto a questo. Fa poi discutere il decreto del governo sulle liste d'attesa che scavalca in senso centralista le regioni. Io apprezzo la volontà del governo di investire sull'abbattimento delle liste d'attesa. È un percorso che dobbiamo fare assieme. Penso che soprattutto in un momento come questo andare a intaccare l'autonomia delle regioni non serva a nulla rispetto a questo. Sono convinto che poi troveremo una soluzione comune come deve assolutamente accadere, a prescindere dalle posizioni politiche. All'interno degli asili nido comunali di Venezia si superano abbondantemente i 30 gradi, una situazione che non fa bene ai bimbi e a chi ci lavora. La denuncia della consigliera Monica Sambo infiamma il Consiglio Comunale. Dopo tantissime segnalazioni che abbiamo ricevuto da tanti genitori, ci siamo recati presso gli asili nido comunali che ospitano i centri estivi per verificare le temperature. Abbiamo trovato una situazione drammatica. Ci sono asili con oltre 30 gradi e dove i bambini letteralmente boccheggiano. L'allarme della consigliera comunale Dem, Monica Sambo, arriva quasi in contemporanea con un comunicato del Comune di Venezia che inizia così. Il caldo, insieme ad un'elevata umidità, può causare situazioni di disagio di diversa gravità fino a mettere a rischio la salute. E tra le categorie più a rischio segnala anche i bambini con meno di 4 anni. Quel pomeriggio si riunisce proprio la 10ª commissione consiliare, competente di politiche educative e della famiglia. L'ordine del giorno di oggi è l'interrogazione numero d'ordine 875 e 876 che hanno medesimo oggetto: impianto di riscaldamento inidoneo all'asilo nido Barak. Si tratta di 2 interrogazioni presentate proprio da Monica Sambo l'anno scorso. Ritengo che a mesi di distanza, di discussione, stiamo parlando di un'interrogazione che parla di un impianto di riscaldamento rotto a dicembre e lo stiamo discutendo in luglio. È anacronistico che noi discutiamo di un impianto di riscaldamento rotto in piena estate, in queste giornate di calore enorme. Poco dopo Sambo parlano gli assessori Laura Besio e Francesca Zaccariotto. Se ben conosciamo l'atto dell'interrogazione sappiamo che ha dei tempi, quindi voglio dire, o lo si fa perché realmente si ha un interesse, un'esigenza di capire come è andata a finire una questione, o lo si fa per uscire fuori sui giornali. Però non possiamo dire che questa amministrazione, che questa città ha speso male i soldi non sapendo individuare quelle che sono le necessità e le priorità e dirottando quelli che sono i finanziamenti di impianti sportivi e del bosco. Monica Sambo ha quindi presentato un'interrogazione urgente sulle temperature troppo elevate all'interno degli asili nido comunali. Chiediamo a tutti di segnalarci la situazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. È evidente che questa amministrazione preferisce spendere migliaia di euro per palazzetto e stadio invece che spendere le risorse per gli asili nido per sistemare, ad esempio per garantire un ambiente salubre ai nostri bambini.
All'indomani della proposta del consigliere comunale di opposizione Martini sull'utilizzo di pistole ad acqua contro i turisti che vengono a Venezia, insorge il sindaco Brugnaro, mentre altri consiglieri prendono le distanze. Con la Giunta e i consiglieri decideremo se e come agire sotto il profilo civile e penale, perché queste proposte pubbliche stanno danneggiando l'immagine internazionale della città. Non possiamo restare inerti di fronte a tanta manifesta aggressività. A dirlo il sindaco Brugnaro, che non ha alcuna intenzione di passare sopra quanto proposto provocatoriamente dal consigliere comunale di opposizione Martini di accogliere i turisti a Venezia con pistole ad acqua. Servirebbe a contrastare il fenomeno del turismo di massa che secondo molti non è gestito adeguatamente dal comune. Ma questa proposta non è stata apprezzata nemmeno da molti consiglieri di opposizione che hanno preso le distanze da Martini, Partito Democratico in primis. Venezia deve essere una città accessibile e accogliente. Noi stiamo lavorando perché si vada in questa direzione. È ovvio che la gestione dei flussi turistici fatta dall'attuale amministrazione è totalmente assente, anzi è la stessa amministrazione che ha introdotto il ticket d'accesso e quindi cosa ha fatto della nostra città? La prima città al mondo a pagamento, un pagamento che non è assolutamente legato a nessun servizio. Deve essere ben chiaro quindi che i visitatori sono ben accetti nella nostra città. Ribadisco, Venezia è una città, deve essere una città sempre accogliente e libera di entrarci senza pagare nessuna tassa. Quindi ecco, per questo che siamo completamente in disaccordo con questa proposta del consigliere Martini, e noi stiamo lavorando in consiglio invece con delle proposte che vadano appunto a lavorare sul tema della gestione dei flussi turistici. Opinione condivisa anche da molti altri colleghi di opposizione. Non è prendendosela con i turisti, dicono, che si risolverà il problema. Questa la regaliamo ai nostri figli e ai nostri nipoti perché possano giocare con i loro amici in queste giornate oggettivamente torride, ma questo appunto è un gioco e tale deve rimanere per i più piccoli. Non ha nulla a che fare con proposte politiche e con idee per amministrare una città così complessa e oggi così mal amministrata, che richiede di certo un cambio di passo, ma appunto basandosi sulle proposte che stiamo portando avanti in Consiglio Comunale, non su altre cose che sono appunto buone magari per un titolo di giornale ma nulla più. La delibera antipacottiglia annunciata nelle scorse settimane dall'assessore comunale al commercio ha ricevuto il plauso di Confcommercio, che lancia un'ulteriore proposta. È una delibera difficile, è difficile anche nella sua applicazione, però sicuramente la strada di qualificare l'offerta commerciale è la strada che da sempre noi sosteniamo e ci auguriamo che anche le future amministrazioni possano continuare in questa direzione. La delibera antipacottiglia, che in 2 anni ha portato alla diminuzione delle attività cosiddette apri e chiudi, ha ricevuto il plauso di Confcommercio, che propone al Comune di estenderla. Penso che questa delibera possa trovare applicazione anche nelle isole, Murano, Burano e Lido in particolare, perché la deriva che già Venezia ha vissuto in questi ultimi anni possa essere in qualche modo evitata, perché sappiamo che purtroppo il turismo di massa tende a trascinare con sé un'offerta commerciale sempre al ribasso, e mi auguro che tutto questo possa essere evitato con una delibera che abbia un'applicazione più vasta nel territorio veneziano. La delibera è nata nel 2022 con l'obiettivo di limitare una volta per tutte i negozi di souvenir di bassa qualità, definiti appunto pacottiglia. In questi 2 anni, aveva annunciato qualche settimana fa l'assessore comunale al commercio Costalonga, il fenomeno è diminuito del 57%. Sono state applicate 78 sanzioni e aperte 155 nuove attività, la maggior parte delle quali rientrano nel settore di alta gamma, seguite dall'artigianato artistico. Nell'ambito di un'attività di contrasto alle attività abusive in spiaggia, la Polizia Locale di Jesolo, con 20 agenti coinvolti, ha sanzionato 12 persone, tra massaggiatori e clienti, che si stavano sottoponendo a trattamenti sotto l'ombrellone. Accertate altre 7 violazioni in tema di attività estetica non autorizzate e 2 contestazioni per commercio abusivo su arenile, oltre all'emissione di 7 DASPO. Sequestrato anche un centinaio di articoli di bellezza, tra oli, balsami e cerotti medicali di provenienza non certificata e utilizzati per le pratiche abusive, oltre a diversa merce contraffatta.
E adesso il punto sull'anno scolastico che si è concluso da poco da parte del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti, con i vari casi che dalla provincia hanno assunto carattere nazionale. Sentiamo. A scuole chiuse il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Veneto, Marco Bussetti, a fare il punto sull'anno appena terminato, e lo fa a cominciare dagli ultimi esami di maturità, con le note e polemiche in merito alle contestazioni al liceo Foscherini di Venezia, con la protesta cioè delle 3 studentesse che, contro i voti bassi, a loro dire ingiustificati nella versione di greco, hanno scelto di non rispondere all'orale dell'esame di maturità, appunto, caso diventato nazionale. Occorre anche soffermarsi su quelle che possono essere state così le istanze presentate da queste ragazze e magari fare una riflessione per il futuro su quello che è un po' l'impostazione dell'esame di Stato. Esame di Stato che, ricordiamo, è stato riformato nel 2017. Ricordo io come ministro ero stato il primo io ad adottarlo come novità, e avevo anche introdotto la doppia prova nel secondo scritto, proprio perché secondo me era necessario creare un bilanciamento ed evitare questo tipo di situazioni che magari così hanno scontentato qualcuno, ma siamo di fronte alla scuola che deve comunque garantire equità e imparzialità, cosa che ha fatto. Da Venezia a Treviso con l'altra bufera, quella di fine maggio scorso, con il cosiddetto caso Dante, quando 2 famiglie musulmane hanno chiesto e ottenuto dagli insegnanti di lettere che i loro figli in terza media venissero esentati dallo studiare la Divina Commedia, in quanto opera a sfondo religioso, in contrasto con la fede islamica dei 2 studenti. Credo che si sia trattato di una tempesta in un bicchiere d'acqua, la cosa si sta risolvendo e penso che a giorni si chiuderà la questione. Quindi sulla docente che ha preso questo provvedimento esentando i bambini dallo studiare Dante, insomma ancora non si sa nulla di definitivo? No, non è ancora concluso nulla, quindi le cose stanno procedendo rispetto a quelle che sono state le iniziative adottate dall'ufficio di Treviso. C'è stato anche modo di illustrare il funzionamento del MOSE nel confronto sulla gestione dell'acqua promosso dal Comune di Venezia con alcune città cinesi e svoltosi a Calalzo di Cadore. La gestione delle acque in relazione ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, alla bonifica e alla riqualificazione di un territorio. Venezia si è confrontata sul tema con 4 città cinesi riconosciute patrimonio UNESCO che sorgono sull'acqua e nelle quali è passato Marco Polo. Dalle Dolomiti al mare è un appuntamento annuale promosso dal Comune di Venezia e dal CAI di Mestre a Calalzo di Cadore, come momento di confronto, approfondimento e scambio di esperienze che vedono al centro l'acqua, risorsa fondamentale ma non infinita e sempre meno disponibile. Abbiamo capito dagli interventi che sono stati fatti questa mattina che il problema dell'acqua è un problema globale. Città con altre dimensioni, milioni, decine di milioni di abitanti, però il problema dell'acqua rimane importante per tutti. Il modo in cui abbiamo approcciato questo seminario è stato quello di cercare di portare l'attenzione sulla gestione dell'acqua, sulla gestione in questo caso proprio fisica, cioè in che modo la soluzione adottata da Venezia attraverso il sistema MOSE ha consentito a Venezia di passare all'essere tra quelle che erano le città più minacciate da questi fenomeni ad essere in realtà invece, almeno per un po' di decenni, tra le città più protette al mondo. La cultura ora è stata completata la giuria del concorso principale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra i giurati il premio Oscar Giuseppe Tornatore. Un premio Oscar sarà in giuria alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il direttore Alberto Barbera ha messo a segno un altro colpo da favola, portando in giuria a rappresentare l'Italia niente meno che il maestro Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore italiano, premio Oscar nel 1989 con Nuovo Cinema Paradiso, film di cui è stato soggettista e sceneggiatore, che è valso a lui la statuetta come miglior film straniero.
Tornatore farà parte della giuria internazionale del concorso principale Venezia 81, che verrà presieduta, come già annunciato, dall'attrice francese Isabelle Huppert e assegnerà i premi principali del concorso Venezia 81, tra cui l'ambitissimo Leone d'Oro. Tornatore torna a Venezia dopo aver presentato alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia fuori concorso il film Ennio dedicato al maestro Ennio Morricone, che ha conquistato successo di pubblico in tutto il mondo. Così lui aveva commentato. È stato laborioso, per altri è stato invece semplicissimo, perché il tutto è nato via via, ecco, inseguendo la storia di Ennio Morricone, inseguendo il suo stesso racconto personale. Non c'è stata una premeditazione per certi versi, ma c'è stato un punto di partenza che via via si è evoluto da solo e ha preso per certi versi anche un certo sopravvento rispetto al mio stesso lavoro. A Venezia e a Barbera, dopo 3 anni, il maestro non poteva dire di no, anche proprio nel ricordo di Morricone. Ed era l'ultimo servizio da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi. La sigla dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.